Le realtà abituate a lavorare con clienti esteri hanno sofferto particolarmente le difficoltà della logistica. Molte hanno ridimensionato i propri magazzini e la propria rete di distribuzione. La Isoplam di Maser, che si occupa di rivestimenti in cemento resina, ha scelto invece di puntare all'internazionalizzazione, in un'ottica tailor-made, che a quanto pare piace ai clienti di 80 paesi nel mondo. Caratterizzata anche da una prevalenza di dipendenti donne in un mondo prettamente maschile, l'azienda racconta il suo punto di vista sul futuro del settore. Allora, guardi, noi siamo un'azienda proprio tipica del territorio veneto. Siamo nati nel 79, mio padre ha fondato l'azienda, quindi i miei genitori. Siamo partiti proprio dal territorio, quindi un'azienda veneta che vendeva solamente nel Triveneto. Poi abbiamo iniziato a guardarci un po' attorno, abbiamo visto le possibilità che ci potevano essere al di fuori della nostra area, quindi abbiamo iniziato a vendere, a proporci in tutto il mercato Italia, quindi centro, sud Italia, e da lì poi ci sono aperti nuovi mercati. Abbiamo aperto degli showroom, abbiamo dei partner che sono in tutta la parte Asia, quindi Cina, Giappone, Corea. Stiamo iniziando adesso con la parte America e Canada, quindi anche lì stiamo iniziando con dei partner locali, sono mercati un po' difficili ma non impossibili da applicare. Quello che ci dà anche molta soddisfazione è il Nord Europa. Abbiamo dei clienti in tutta parte Nord Europa, quindi dalla Danimarca alla Svezia, alla Finlandia, che apprezzano molto i nostri prodotti, il design made in Italy, ma soprattutto la produzione made in Italy, perché noi produciamo tutto qui in loco a Maser, nel nostro appunto sito produttivo, e questo viene molto apprezzato. Abbiamo proprio dei clienti che vengono qui anche solo per visitare l'azienda, cioè per vedere chi siamo, che cosa facciamo, se esistiamo, perché sappiamo che nel mondo social e nel mondo internet ormai quello che si vede di facciata magari poi non è quello che in realtà si trova quando si va a visitare l'azienda. Siamo partiti con dei prodotti, diciamo così, commodity, come vengono definiti, proprio basici, quindi la pavimentazione industriale che si faceva negli anni 80 per i vari magazzini, i classici capannoni. Infatti siamo partiti appunto dall'area Veneto. Adesso ci stanno chiedendo molto prodotti per il residenziale, quindi noi ci stiamo spostando su un'altra fascia di prodotto dove interagiamo con architetti, designer, ci fanno richieste molto particolari, quindi a volte arrivano proprio con un campione preso da chissà dove, da un viaggio magari, e ci dicono: io vorrei questo per il mio progetto, vorrei questa cosa qui, riuscite a riprodurmela? Ecco, noi come azienda, nascendo appunto dal fatto che siamo produttivi, abbiamo anche un laboratorio appunto interno, riusciamo a dare al cliente quello che chiede, quello che vuole, o comunque ci avviciniamo e ci proviamo. E questa è una grande soddisfazione. Noi puntiamo molto sulla customizzazione, l'80% dei nostri prodotti viene customizzato per il cliente, quindi abbiamo un largo catalogo, un ampio catalogo dove il cliente sceglie più o meno la direzione che vuole avere, ma poi si fa proprio il campione su misura, si fa il vestito proprio cucito su misura del cliente. E questa secondo me è la nostra forza, una forza che magari una multinazionale non riesce a seguire questa tipologia a prendere questa sfida, perché io la chiamo sfida perché alla fine dobbiamo essere bravi noi a dare al cliente ciò che desidera e a renderlo comunque felice e soddisfatto. Noi in azienda siamo un 80% donne, quindi anche la parte appunto proprio commerciale, tecnica è prettamente formata da personale femminile. Ci crediamo, nel senso che anche se il nostro interlocutore è l'applicatore molto spesso, ma anche l'architetto e il designer, dove diciamo che la maggior parte sono uomini, però vediamo che riusciamo comunque ad interagire. Noi stiamo comunque tuttora assumendo, cerchiamo del personale che si appassioni comunque a questo mondo, perché è un mondo impegnativo, non lo nego, molto tecnico, molto però vario, dà molti spunti, dà possibilità di crescita.
e quindi crediamo che non solamente perché l'applicatore, diciamo, prettamente maschile debbano esserci solo uomini in questo mondo, ma tranquillamente può entrare anche personale appunto femminile, sia nella parte appunto commerciale, vendita, tecnica, ma anche noi facciamo corsi di formazione per gli applicatori. Abbiamo avuto applicatrici donne anche dal Giappone, dalla Cina, dalla Germania. Ecco, noi forse in Italia sotto questo aspetto siamo un pochettino un po' indietro, diciamo, no? Quindi vedere una donna che magari fa l'applicatrice di resine viene visto un po', anche se io girando in giro per il mondo ne vedo e non hanno niente a cui invidiare. Quindi noi crediamo molto anche proprio nel corso di formazione per creare anche nuovi applicatori. Ci sono dei corsi che noi facciamo mensilmente e facciamo anche un appello affinché appunto applicatore maschio o femmina che sia o donna che sia venga a formarsi, perché comunque è un mondo che è in piena crescita, piena di espansione, e sicuramente ci sarà insomma anche una prospettiva di lavoro futura.